Chi è? Sono Ghima dalle Arab. Ma si può sapere come l'ho fatto le nascuse? Si può sapere da qua per tu se te le mizzi? In dove tu sei sorata? Già, mi pare così fesso che l'hanno nascondeva a casa. A così si veniva la polizia, o trovava e soppigliava. Ma io non tengo una lira. Tengo occasione quel pezzo a rete. Mi trasoppiate per tutte parti, ovvero no? E così, ai. Ah, perché si devono tutte eleganti, vanno in sospetto e ti portano a poggi. Ma allora che sto aiutando a roba a fa? Se non mi posso fare un vestito, se non mi posso fare una mangiare. A mangiarci sto tempo. Quando sei scordato fatta e voglio mangiare. Ma tu sei pazzo. In a poco e poi schiaffi faccio andare per la polizia. Vabbè, a rucciagnere. E mo prima si rosaria mi sa fe fasullo, ti faccio una zuppatella. Ma come con tanto denaro che tengo mangiare su per fa su? I soldi mi date pelle e ossa. E così, sta pelle e ossa. Perché se ne accorgono che si ingrassate, dicono, oi, o Mario Leis, con tutte le denaro che si è rubato, chissà che mangiate ci starà facendo. Forse hai ragione. Fammi mettere sotto il braccio, che il numero è allerta. Non fa niente, va. Ma raggia che la zuppatella e fa su. Già, e non da muscia però, non È una parola. Chi è? Sono io, l'ugino zomba fosse. O marito vostro sta dove sta? È sceso, però potete dicere a me. I sacci vita e miracoli, mio marito. No, ha già parlato con isso. Vi prego, qualunque cosa. Pure se si tratta di una sommerenara. Io sto capo per sentire. Vedete, io procurai un lavoro a vostro marito. E non se ne facetta niente perché invece ci mannai a quelli due fessacchiotti che te ne ha preso. Issa che la notte se ne stetta beatamente rindolietta a si scarfa vicino a voi. E io perdette una bella franca di Mariù. E con ciò? Stanotte invece ci aiuto. È stata buttata a termine un lavoro in una cinquantina di euro. E io sto qua per essere risarciti di tutti i danni subiti nel precedente lavoro. E siete sicuro che lavori stanotte alla fattissa? Sì. C'è sentito pure voi, eh? No. E allora come facete a dire che è statissa? Perché era un lavoro che Solisse poteva portare a termine. C'è stato un sistema d'allarme per tutta la villa che Solisse poteva trasire. E invece vi che non è statissa a commettere furto. Perché pure stanotte ha dormito tra le mie braccia. Ah sì? Pure voi vi ostinate a dire che non è statissa a commettere furto. Allora mo scendo, va a fare una telefonata. E da stanotte in poi non se ne starà più a dormire beatamente tra le vostre braccia. O faccio dormire in compagnia e pimmici e puceriale. Che una pimma ci stessi tu. E mo esce a in sta casa. Prima che viene Salvatore e ti scamazza con meno serpe velenusa. Esce fuori a sta casa. Esce miserabile a me niente. Vabbè, ce l'hai voluto tu. Mamma, che divertimento rindalle là. E avremo Maruzzelle per come siete divertiti. Mamma, ma che è? Tu stai chiamando? No, non è niente. Però ci stanno novità. Papà, ma che sto aiutarci tu a mamma chiamare? Rosa, ma forse mamma non sta buona. No, Salvatore. È stato che Luigino Zomba fosse. Ha saputo furto stanotte, gli avevo trovato una camorra. Ma perché è sicuro che sono stato io? Ha detto che con tutti i sistemi d'allarme, solo tu potevi portare a termine il lavoro. Io l'ho messa a porta, l'ho cacciata. E io sta detto che scendeva e gli va a fare una telefonata. E mo che succede? Che succede? Succede che se veramente faceva la telefonata alla polizia, per quando esiste Dio scippo con la pietta. Mamma, papà no. Chi è? Sono io, il brigadiere De Martino. Brigadiere Bell, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Chiamami in un momento con me, Salvatore. E che tenga a spartere con voi, brigadiere? Che brutto ambiente ho posto. Prima mangiate in due stesse piatte e poi pugnalate in spalle. Abbiamo avuto una telefonata, Salvatore. E mo chiamami con me. No, brigadiere. Va prego. E manetta no. Come volete voi, ma veste scendo. Senza manette, per carità. Ci stanno i piccirilli a mamma annanzi, e sta figura non ne voglia fa. Somma si son ganata pagalera, un vedo permesso, in da casa mia, e mettermi in manetta
scende la sta porta, che mamma mi sta scendo per cadere. Sono Mariola, sì, ma lo c'è loro. Sono con Dio, sì, io sono occupata. E buia che si pure va dei figli, va per mattina che mamma natta. Sono permesso in da casa mia e mettermi manetta uscita da sta porta che mamma mi sta scendo per cadere.